Amice, che spiega in dettaglio tutto quello che vi ho spiegato un po' semplicemente io questa sera, in cosa consiste la spesa deficit da parte di uno Stato a moneta sovrana, a cosa veramente servono le tasse, dove veramente vanno a finire i soldi delle tasse e a cosa servono i titoli di Stato, qual è il loro rapporto con la regolazione di tassi di interesse mercato. Grazie. Allora, se qualcuno vuole fare delle domande noi siamo più disponibili. Ha un minuto per riassumere alla signora Maria Dillo della Scala la soluzione che uccideva la crisi. La soluzione per uscire dalla crisi, in parole, un minuto, non di più. Innanzitutto riacquisire una valuta sovrana che lo Stato può emimettere senza limiti. Spendere questa valuta a deficit in infrastrutture, quindi nel creare infrastrutture, nel creare servizi, quindi non gettare i soldi dall'alto. Così facendo si creeranno nuovi redditi, si aumenterà la spesa della popolazione che rilancerà anche il settore privato. Quindi le aziende cominceranno a vendere di più, ad assumere di più. In questo modo sarà possibile invertire l'attuale ciclo economico di crisi. Detto in soldoni è così. La valuta elettronica e l'abolizione della carta-moneta. La valuta è già al 95% interamente elettronica. Praticamente il 95% delle valute sono crediti bancari o comunque moneta che transita all'interno dei conti correnti bancari. Per fine i circolanti in banconote è una minima parte. Direi che l'evasione fiscale al momento non si è dovuta alla carta-moneta. Scusi? Lei ritiene che l'evasione attuale che esiste non sia dovuta alla carta-moneta circolante? Sì, l'evasione può senz'altro essere dovuta alla carta moneta e banconote. Quello che però voglio farvi comprendere io, potrei introdurre anche questo discorso, è che l'evasione in sé, in uno stato attuale in cui il governo si sta comportando in una maniera criminale al fine di fare l'interesse dell'1% della popolazione, siamo in una situazione in cui il governo ci sta di fatto impoverendo sempre di più per arricchire a queste grandi realtà esportatrici o gli speculatori che scommettono sul fallimento degli stati. La priorità adesso non è combattere l'evasione, l'evasione è una cosa fisiologica in questo momento. Se le aziende non evadono, chiudono tutte e non sopravvivono. Chi di noi non ha mai evaso una volta? Tu quando duplichi anche un singolo CDO stai già facendo un'evasione fiscale. Stiamo molto attenti a non fare dei semplici moralismi su questa storia dell'evasione fiscale. L'evasione fiscale alla fine non sono risorse sottratte alle popolazioni, rientra sempre in domanda aggregata, è comunque a portare di spesa, è comunque disponibilità liquida delle imprese e dei cittadini. Se tu togli alla popolazione questa liquidità in un momento di riduzione di consumi come quello attuale, puoi pretendere di risolvere il problema, lo peggiorerai ancora di più. Il problema è che la popolazione adesso gode di pochi attivi, non di troppi. Prego, se c'è qualcun altro. Questa risposta qui mi fermenta un po', perché quell'azienda, le due aziende che sono sul mercato, una che vale e una non può valere, creiamo una concorrenza sleale e poi un disastro. Non ho la possibilità di evadere sostanzialmente per fiscalità che faccio, quindi quello che voglio fare comprendere è che non si può vedere l'evasione fiscale come qualcosa che sottrae risorse all'economia. L'evasione sono risorse che alla fine circolano nell'economia. Se tu Stato, per rispettare quei disgraziatissimi parametri che abbiamo visto prima, e sottrai quelle risorse col surplus di bilancio per ridurre quel maledetto debito pubblico, cosa pensi di fare? Un bene o un danno alla popolazione? Volevo proprio parlare di questo campo di evasione fiscale che comprendo bene che sia per molte persone di sinistra
una specie di mantra e è stato ripetuto in questi anni, in questi decenni, quasi che l'Italia va male perché c'è evasione fiscale, ok? E la gente ormai ha nella testa questa cosa, ma ce l'ha nella testa non che è una cosa sì, ma forse, ma un po', proprio è un dogma inevitabile e che va combattuto al 150%. Volevo solo farvi rendere un po' conto quello che ha portato l'evasione fiscale in Italia. In Italia quelli che hanno creato qualcosa e che hanno fatto industrie, hanno fatto comunque il bene dell'Italia, sono i primi più grandi evasori, perché con quei soldi liquidi hanno creato quei soldi liquidi che l'evasore fiscale ha in mano, li spende e spendendoli dà da mangiare alle persone perché si acquistano beni che si producono nelle industrie, si fa girare tutto l'Italia perché aveva l'inflazione al 20%, perché tanta gente aveva soldi in mano, perché li spendeva e perché una volta negli anni 80 avevamo il 32% di imposizione fiscale. Perché la gente che lavorava in proprio, che di solito è proprio la parte più attiva della popolazione, quella che spende di più, quella che maneggia soldi, era anche quella che che faceva più evasione, voleva dire che andava contro il fine che aveva lo Stato, okay? Che era quello di comunque sottrarre risorse all'economia. Appunto per questo, infatti, chissà perché i democristiani nelle loro folle idea di Stato avevano la parte di imprenditoria o comunque di gente che lavorava in proprio che era poco tutelata, nel senso che aveva pensioni relativamente basse, che aveva comunque tutto un welfare diverso invece da tutta la popolazione che era dipendente, che aveva pensioni più alte, aveva garanzie sindacali più alte, era un sistema comunque che si reggeva. Infatti non ho mai sentito nessuno negli anni 80 dire va quell'evasore, guarda quello, guarda quell'altro, perché effettivamente è una balla colossale. E ancora adesso di pensare che l'evasione fiscale, tanto per farvi capire, di tutto il mondo dell'evasione fiscale in Italia, quella che è percepita dal piccolo cittadino, quella che non vai a fare a scontrin quando vado al bar o dell'idraulico, o quella che viene sempre raccontata a Ballarò, è un 20% dell'evasione fiscale totale, perché l'evasione fiscale totale viene fatta dai grandi gruppi finanziari, dalle banche, da gente che non maneggia soldi con 10 euro, gente che non maneggia 10 miliardi. Va bene, sì, cortesemente, se è possibile fare degli interventi anche abbastanza contenuti, così magari permettiamo a più persone di parlare. Prego. No, la mia domanda è questa: voi avete esposto una situazione che mi pare con i numeri chiarissimi, cioè, è assurdo che non si ragioni in questi termini, la parte della realtà la vediamo, ma la domanda è, ma siccome noi ci perdiamo in una maniera tragicomica, dico comica per non piangere, ma questo sistema perché è nato e a chi conviene? Cioè, è possibile che siamo tutti imbecilli per l'Italia? Perché? Cioè, cosa c'è sotto non può essere il col di turno o il pro di turno, c'è qualcosa di diverso che fonde. Secondo voi cos'è? Sì, c'è qualcosa di molto complesso, di molto grave dietro queste politiche. Chi ha convenienza? Cioè? Queste politiche vengono fatte esclusivamente per eliminare il ruolo dello Stato nel regolare l'economia. Questo fa l'interesse di grandi gruppi privati che possono permettersi di sfruttare la popolazione, di pagare pochi lavoratori, di avere a disposizione una massa enorme di disoccupati al fine di poter sfruttare la popolazione bassa. Ma perché allora gli Stati Uniti non fanno gente? Io ti capisco, ma perché le fa l'Europa, ma non lo fa, a parte la Gran Bretagna, ma gli Stati Uniti che dovrebbero essere i primi, portano, per la tradizione, sappiamo ci dicono questi indirizzi, perché loro invece fanno tanto. Cioè, questo che stupisce, se lo facessero anche gli Stati Uniti si capirebbe, ma siamo noi Europa i cretini? Non lo so, scusami il termine. Perché? In verità anche gli Stati Uniti e la Gran Bretagna le fanno un po' meno rispetto agli Stati della zona, però vanno volata, no? Perché lo fanno anche loro, e soprattutto negli anni precedenti la crisi ne hanno fatto ancora di più. La crisi finanziaria alla fine non è nemmeno partita in Europa,
è partita in America con la cosiddetta crisi dei mutui marci subprime. È partita, sapete perché è partita? Perché col governo Clinton, fine degli anni 90, si applicavano proprio queste politiche qua. Lo Stato spendeva non in deficit, addirittura in surplus, ciò ha causato un forte impoverimento da parte della popolazione. La popolazione dagli anni 2000 in poi dove è andata a reperire le risorse necessarie per finanziarsi? È andata a reperire nei mercati finanziari privati. Poi la bolla si è gonfiata ed è esplosa nel 2007, quindi non è un problema un po' minore, diciamo, per gli stati a moneta sovrana questo, ma assolutamente la logica neoliberista è la logica oggi imperante di tutto l'Occidente e non solo. Non c'è il concetto di importanza della spesa a deficit. Uno Stato viene visto come in qualsiasi settore privato, quindi da togliere di mezzo, da eliminare ma solo. loro battono moneta. Tu ci hai spiegato prima che uno dei motivi fondamentali per quello schema iniziale è non battendo moneta allo Stato, avendo delegato quella piramide europea, ci siamo fregati sostanzialmente. Cosa che, ripeto, gli Stati Uniti non hanno fatto, perché noi siamo caduti in questo, scusami il termine tranello, improprio forse, ma perché? Che è così evidente che è stupido, tu la mia. Perché? Non ci siamo caduti direttamente noi popolo, noi siamo stati ingannati, siamo stati svenduti dalla nostra classe politica, soprattutto dai governi tecnici di centro-sinistra dell'inizio degli anni 90, che erano in verità personaggi come Draghi, Amato prende ancora delle parcelle da parte di Deutsche Bank, ha fatto il consulente per questa banca. Monti ha lavorato presso le Goldman Sachs. Queste sono persone che lavorano per queste grandi realtà finanziarie speculative e per queste grandi aziende di esportazione. Quindi alla fine sono loro che hanno venduto le nazioni a queste logiche. E la Germania è stato lo Stato che ha insistito di più per portare tutti gli altri Stati europei, che stanno ancora insistendo per portarne ancora di più all'interno di questo sistema. Proprio perché la sua logica economica si basa sulla defezione dell'economia degli altri paesi. La Germania fa gli interessi di questi grandi gruppi finanziari speculativi e queste grandi aziende di esportazione. Le riforme del lavoro del governo Arz all'inizio degli anni 2000 vanno proprio. Arz chi era? Era l'amministratore delegato di Volkswagen. Era anche consulente economico del governo Schroeder, che addirittura era un governo rosso-verde, quindi pensate un po'. Alla fine queste sono le logiche che è riuscito a far passare, logiche di abbattimento della domanda interna, al fine di permettere le esportazioni nei paesi fuori dalla Germania, fuori dal contesto europeo. Volevo proprio parlare di questa roba qua che è un campo un po' oscuro. Quando parliamo della Germania non dobbiamo sempre pensare che nella Germania che la comandano sostanzialmente sono 4 o 5 grosse famiglie, perché la Volkswagen, la BMW, qualche banca sono poche famiglie che gestiscono il potere. Noi quando pensiamo di dire la Germania, mica è anche la Merkel mica fa gli interessi fa gli interessi di 4 o 5 famiglie. Lei è un oligopolio, qui come dicevano una volta, gli Agnelli comandano. Lì ragazzi sono 4 o 5 grosse famiglie tedesche che tirano i fili. Perciò quando noi pensiamo, ma perché hanno fatto questo bel castelletto? Cavolo, questo castelletto, una volta vedevo un filmato su YouTube che diceva, ma se tu hai 5 miliardi di euro in banca, no 5 milioni, 5 miliardi di euro in banca, cosa vorresti? Cosa vorresti che succedesse? Capitali liberi, inflazione bassa, tutte le cose che ci sono adesso, c'erano 5 cose, che è esattamente il sistema che c'è adesso. Perché noi ci chiediamo, ma chi ha voluto questo sistema? È semplice, quei miliardari, ma non i milionari, i miliardari. Chi era miliardario o quelli che controllano, se potevano controllare di più il potere, l'hanno fatto in questo modo, hanno esattamente messo in piedi il sistema perfetto per loro, per diventare ancora più miliardari a discapito di qualche altra domanda.
Collego anche un po' a quello che diceva il signore lì, cioè il movente non sta in piedi perché il movente non sta in piedi, nel senso, uno che fa politica, che si chiami Helmut Kohl piuttosto che Romano Prodi piuttosto che qualcos'altro, è uno che vive di consenso e di voti. Sì, ma lui se lo costruisce il consenso, non è che il consenso gli derivi così dal popolo che in qualche modo è veramente capace di obbligarlo a fare qualcosa. Il consenso, queste persone qua se lo costruiscono perché hanno in mano i giornali, hanno in mano i media, poi loro che ingannano la popolazione e le portano ad adottare anche loro queste visioni qua. Se tu affanni un popolo, i voti non li prendi neanche Infatti sono questi i motivi per cui non mangiano. Loro pensano che siano gli sprechi, che siano la corruzione, pensano che vari motivi siano le balle che le raccontano queste persone qua. Questo bisogna comprendere per avere il quadro chiaro di quello che sta succedendo. Vorrei chiudere il ragionamento, poi mi taccio. Ci sono due ordini di questioni che appunto non mi sono chiare e non filano nella tipologia del ragionamento. L'uno è, secondo me, che il problema è che noi abbiamo messo la finanza e abbiamo finanziarizzato tutto, invece e quindi quello che è successo 2 anni fa in America, in cui un'agenzia di rating ha tentato di dichiarare guerra all'uomo più potente del mondo, che è il Presidente degli Stati Uniti, è una cosa di una gravità inaudita, quella cosa che è successa. Sì. E quindi forse la delegittimazione continua della politica non è, io credo, e la butto là come considerazione, lo strumento migliore pur se ci sono un po' di banditi in giro o banditelli, finisco il ragionamento, e banditelli per uscire da questa questione. Io credo che, probabilmente credendo anche nella politica, che forse mettendola sopra tutto il sistema qualcosa ne otteniamo. E mi collego alla questione economica di cui abbiamo parlato oggi. Però la soluzione dello stampare moneta sta in piedi in un sistema, a mio modo di vedere, chiusi. Chi di noi è un po' più vecchio probabilmente si ricorda le borse della spesa della Croazia di un po' di anni fa, nel senso che se tu poi devi andare a comprare una materia prima, devi fare una cosa di questo genere e hai un pezzo di carta che vale solo sotto casa e non vale a Lienz, tu ricordi la battaglia della lira con le borse? No, la Croazia parli di situazioni politiche molto diverse da quelle in cui siamo noi, parli di situazioni drammatiche, direi anche, e quindi le borse come nella Repubblica di Weimar e così, ma non li puoi certo paragonare all'Italia della lira sovrana, secondo me. È tutta un'altra cosa. Ti rispondo subito. chiuso. Il discorso della politica, io in parte qui sono d'accordo con te. La politica non deve essere criminalizzata, deve essere portata a fare il suo reale lavoro, ciò che deve veramente fare, quindi tutelare la popolazione e combattere contro queste realtà che ci stanno distruggendo la vita. Il problema è che l'attuale politica, l'attuale classe dirigente, tutta quanta, il 99%, non lo sta facendo, ma non lo sta facendo nemmeno il presidente Obama, perché l'America cosa ha fatto in questi ultimi anni a seguito della crisi economica del 2007? Non ha effettuato operazioni di forte spesa a deficit nell'economia reale, ha fatto qualcosa di diverso, ha fatto un'operazione che si chiama quantitative easing, che consiste in un'operazione di finanziamento da parte delle banche centrali con altissime quantità di liquidità create da nulla, che però è tutta liquidità che va a tutelare il settore finanziario, non quello dell'economia reale. Per quanto riguarda la moneta sovrana è una moneta che di fatto viene usata da quasi tutte le realtà del mondo, quindi vedo abbastanza vuoti questi discorsi che può essere usato solo in un sistema chiuso. Cosa vuol dire? Lo usa l'America è un sistema chiuso, lo usa la Cina, è un paese chiuso che non commercia con gli altri.
L'Italia fino al 2002 cos'era? Un paese chiuso che estraeva petrolio da sottoterra, che non lo comprava fuori, era un paese di morti di fame perché non riusciva ad acquistare le materie prime. Il discorso che lei fa di alcuni particolari episodi di iperinfezioni che si sono avute nei paesi dell'est oppure in paesi anche africani, pensiamo all'esempio dello Zimbabwe o della Repubblica di Weimar, è un discorso profondamente diverso dalle situazioni in cui oggi siamo. Quindi sono contesti in cui di fatto c'è stata una fortissima distruzione della capacità produttiva di quei paesi. Nella Repubblica di Weimar c'è stata una guerra, nello Zimbabwe ci sono stati i dittatori che hanno cacciato tutti gli agricoltori bianchi. L'Argentina, scusa? L'Argentina non è un caso di iperinflazione, anzi, quello è stato un caso di deflazione. Sono tutte situazioni particolari, sì, è stato un caso di inflazione negli anni 80, perché c'è stato tutto un periodo di instabilità politica, di rivolte sociali, di regimi dittatoriali, e quindi c'è stato uno stravolgimento del contesto produttivo che di fatto queste situazioni sì che mettere moneta in forte quantità può essere un problema, può creare inflazione, ma sono situazioni molto particolari legate a guerre civili o a guerre con altre nazioni che di fatto distruggono le capacità produttive di queste nazioni e possono comportare anche questi fenomeni di alta inflazione. Però non si può mettere sullo stesso piano questi casi particolari molto rari con cosa potrebbe ad esempio succedere a un paese dell'Eurozona qualora riacquistasse la sovranità monetaria. E qua si parla di svalutazioni del 30%, l'iperinflazione si ha quando c'è un'inflazione mensile superiore al 50%, mensile, non annuale. L'inflazione in genere si calcola su base annuale. Il Giappone abbiamo visto cosa ha fatto, ha svalutato del 26%, è andato, c'erano le persone che andavano a fare spesa con quella carriola perché hanno svalutato del 26%. La Corea del Sud nel 2008 nel 2009 ha svalutato dell'80%, è un'inflazione che si è abbassata. La stessa cosa nel 1998, quindi dobbiamo stare molto attenti nel contestualizzare bene questi discorsi, generare il contesto storico, sociale e produttivo degli esempi che portiamo. Posso fare un'ultima domanda? Ma Sì. li vediamo in televisione, sei stato vedere prima che avete avuto a livello italiano una serie di contatti. Ma qual è la risposta politica che danno a voi? Fanno quattro sorrisi? Siete speranzosi? Avete qualcosa si muove? È una domanda così, A livello politico non abbiamo purtroppo un grosso riscontro, perché c'è ancora la concezione che questo portare avanti un messaggio coraggioso e rivoluzionario come il nostro non possa pagare, diciamo, in termini elettorali. Prima di approcciare il discorso da un punto di vista politico, quindi quantomeno bisognerebbe avere una posizione consapevole. Il film politico si muove solo se vede una possibilità di guadagno in termini di consenso. Ecco perché al momento facciamo molta fatica a far venire anche a queste conferenze sindaci o presidenti di provincia, di regione, proprio perché non c'è un interesse ancora dal punto di vista elettorale. Se il consenso non si crea della base, difficilmente si potrà smuovere il mondo della politica. L'esempio più clamoroso che diciamo viene da pensare, al momento c'è la Lega Nord, essendo un partito anche molto identitario, molto legato alla sovranità, alle libertà dei popoli, in qualche modo parte già diciamo con una marcia in più e ha recepito perlomeno alcune cose dell'utilità che può avere una valuta sovrana, ma anche lei in maniera comunque molto limitata, perché si parla qui di utilizzare una moneta solo in termini di competitività, quindi di svalutazione. Quello che proponiamo noi non è di acquisire una valuta per svalutarla, quindi per esportare il più possibile. Quello che diciamo noi è che una moneta sovrana deve essere utilizzata in primis per creare occupazione interna. E col programma di pieno lavoro garantito che noi proponiamo, noi stabiliamo anche una paga minima per i diversi settori di impiego, e questo è un fattore che stabilizza la moneta.
proponiamo anche di lasciare i depositi in euro, affinché le persone devono necessariamente vendere gli euro per acquisire le lire, perché tutti gli acquisti potranno essere fatti solo in lire, le tasse pagate in lire, e anche questo è un qualcosa che favorirà la valutazione della nuova valuta sovrana, non la svalutazione. Diciamo che noi siamo comunque contrari alle logiche del super export. Quello più importante è tutelare la domanda interna, anche nei confronti dell'estero. Chiaramente è chiaro che avere una moneta troppo forte può essere un problema per alcune realtà industriali nostre che con gli export ci vivono, però la cosa più importante, primaria comunque, è tutelare la domanda interna. Io ho una domanda, visto che questa parte culturale, diciamo qui, secondo me è un lavoro a lungo termine, non è una cosa che si può risolvere da oggi a domani, perché il rischio è quello di arrivare proprio a un referendum pro o contro l'euro, ammesso che si possa mai fare, no? Ma che è tutto giocato appunto su queste ultime considerazioni che facevi, no? Su quella di aumentare la competitività, eccetera, mentre tutto il ragionamento di avere chi lavora per lo Stato e lo Stato che fa ripartire l'economia è completamente fuori dalla discussione oggi, anche da chi propugna l'uscita dall'euro. In questa fase, diciamo, di costruzione di una cultura diversa che possa essere anche pronta ad affrontare queste tematiche nei termini presentati, che ruolo possono avere le monete complementari secondo voi? Le monete complementari assolutamente non risolvono problemi, innanzitutto perché abbiamo visto prima qual è una delle caratteristiche fondamentali della valuta sovrana, è quella di poter essere utilizzata per pagare le tasse, per questo che alla fine ha un valore. Le valute sovrane non hanno questa caratteristica, quindi di fatto non hanno alcun valore perché a discrezione possono essere accettate come no. Io ho visto, mi sono informato su vari meccanismi di funzionamento di queste monete, ma alla fine non vedo assolutamente come possono risolvere il problema. Praticamente il risultato finale dell'utilizzo di queste valute all'interno dei particolari circuiti in cui vengono utilizzate non è altro che quello di abbassare i prezzi di acquisto di determinati beni e prodotti della valuta a corso legale. Assolutamente lo stesso risultato potrebbe essere ottenuto concedendo uno sconto sulle vendite di questi beni e servizi al fine di cercare di aumentare le vendite, di aumentare la domanda. La valuta complementare assolutamente non può sostituire la valuta sovrana, sono due meccanismi completamente diversi. Trovare la sensazione, l'apparenza potrebbe essere un aiuto, però per le varie esperienze che abbiamo visto in Sardegna, come in Sicilia e in altre regioni, non hanno risolto a livello macroeconomico nessun problema, diciamo. Invece c'è qualche altra domanda? Io volevo fare una domanda, forse un po' fuori, ma c'era la legge Glass-Steagall che divideva banche d'affari e banche creditizie. Lei cosa ne pensa di questa cosa? Sì, assolutamente sarebbe una regola da ripristinare e noi all'interno del nostro programma proponiamo proprio di regolare il settore finanziario, quindi non di lasciarlo libero di fare quello che vuole, ma di regolarlo affinché le banche come primo compito abbiano quello di investire nell'economia reale. Proponiamo addirittura anche la completa abolizione del settore speculativo, quindi la possibilità delle banche di investire o di vendere anche titoli tossici, titoli derivati. Va bene, se c'è qualcun altro, se no passiamo anche un po' di qui, credo. C'è qualcuno che non vedo? No, nessuno ha alzato la mano. Allora grazie soprattutto per aver resistito 2 ore e mezza di economia. Grazie a voi.